Claudio Matarozzo, del romanzo di Claudio Matarozzo, Cellule, quando le parole finiscono. È un libro molto particolare, un romanzo molto particolare. Raccontaci in due parole che cosa lo rende particolare. Sì, questo è un libro, il mio terzo libro, il terzo romanzo che ho scritto e che vuole dare un'interpretazione molto fantasiosa, ma il più profonda possibile, sulla coscienza. Parla di coscienza. Improvvisamente in una giornata di primavera a Roma appare sul cielo di Roma, ed in particolare sulla cupola di San Pietro, un essere non meglio identificabile, con delle grandi ali, scusate, e questo essere vola per un'intera giornata sopra Roma, creando tutta una serie di idee, il traffico si intasa, la gente si ferma a guardare questo essere, c'è chi pensa che si tratti di pubblicità, c'è chi pensa si possa trattare di un film, di una fiction improvvisata, e in realtà ci si accorge subito che non è così, perché qualsiasi mezzo per riprendere questo soggetto che vola intorno a Roma non registra l'immagine, sia che si tratti di strumenti digitali, sia che si tratti di normali apparecchi fotografici analogici, certo, a pellicola, eccetera. Ecco, simbolicamente questo personaggio rappresenterebbe la coscienza, e le persone sono talmente prese dalla vita di tutti i giorni, e ci sono 9 diciamo singoli episodi, 9 persone che, a proposito delle quali io parlo appunto, che quasi se ne disinteressano, però osservandolo hanno come dei piccoli flash, dei piccoli momenti in cui appunto è la loro coscienza che si confronta, si risveglia e si confronta con quello che stanno vedendo, che cosa sta succedendo e così via. È un po' una critica alla modernità. Esatto, io sfido anche i vocabolari a dare una risposta esatta della coscienza. Come si fa? È una parola che si può tradurre in tanti modi diversi, si può spiegare, ma poi in definitiva è qualcosa di talmente interiore, di talmente indefinibile, che ecco che non lo si può fotografare. E alla fine il titolo del libro è appunto Cellule, ma c'è un sottotitolo che quando le parole finiscono, di fronte alla coscienza, secondo me, a quello che c'è dentro ciascuno di noi, le parole hanno una poca consistenza. Roma, ore 6:30 del mattino, lunedì di piena primavera, cielo terzo, aria già tiepida, strana ed indecifrabile, una figura trova insolitamente posto sulla parte più elevata della Basilica di San Pietro in Vaticano. Sopra la grande palla fusa in bronzo e ricoperta d'oro che sorregge il crocifisso bianco della cupola appare un profilo quasi certamente umano, dalle proporzioni snelle di coloratura appena grigiastra, un'inquietante sagoma scura che sembra provvista anche di due poderose ali piumate, ben ripiegate dietro le spalle ampie e forti. Non lascia intuire bene come è fatta veramente, non consente di distinguerne il sesso nonché i lineamenti del lungo corpo. Inutile poter osservare i chiari dettagli del suo aspetto, troppa la distanza. Dalla strada non si fa mettere a fuoco con precisione, anche se, quando lentamente muove il capo come a volersi guardare intorno, di lato lascia intuire, al posto di bocca e naso, un inconsueto becco, largo e ricurvo, tanto simile a quello di un'aquila reale. Una morbida criniera di lunghi peli, o veri e propri capelli, ricadono folti dalla testa fino alla base dell'affusolato collo. Se ne accorgono per primi gli operatori comunali addetti alla pulizia della piazza, o forse i pochi vigili urbani che non hanno ancora preso ufficialmente servizio lungo strade e marciapiedi, o piuttosto qualche turista intelligentemente mattiniero e comunque sempre presente nell'abbraccio dell'imponente colonnato architravato ideato dal Bernini. Praticamente quello che scrivo cerco di non ripeterlo più di... parlo anche delle singole parole, cerco di non ripeterlo nella stessa pagina. Se uno legge il De Bello Gallico di Giulio Cesare, che è un bellissimo romanzo che io consiglio a chi ama l'avventura e la storia ovviamente, si rende conto che il linguaggio era molto basico a quei tempi,
e lui ripete le stesse parole ed è immediato l'impatto che si ha con quello che si legge, lo si capisce subito, lo si segue benissimo.